Condividevano casa, abitudini e probabilmente anche la mano lesta i due giovani che la polizia ha fermato e denunciato per furto aggravato in concorso di 11 paia di occhiali griffati sottratti il 19 e 20 settembre scorsi in due negozi del gruppo Vision Ottica di Belluno. Si tratta di una ragazza di 20 anni, di origine moldava, residente a Mestre, e di un bellunese di 22 anni. Entrambi hanno precedenti, la giovane per furto e il ragazzo per consumo di stupefacenti. Un'operazione lampo la potremmo definire. Il furto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì e sabato mattina noi avevamo già individuato i responsabili e recuperato la refurtiva. L'occhio dei due si era rivolto a occhiali da sole di prestigio, Stella McCartney, Ray-Ban, Marc Jacobs. La refurtiva del valore complessivo di circa 2.000 euro è stata ritrovata in parte negli zainetti che i due indossavano al momento del controllo di polizia e in parte nell'appartamento che condividevano intestato ai familiari del bellunese. Il nostro operatore era fuori servizio e le ha individuati vicino alla stazione qui a Belluno, ha chiamato immediatamente la volante che li ha fermati, identificati e poi accompagnati in questura per degli accertamenti. Il commesso dell'outlet di via Caffi, giorno 20, nota che dagli espositori mancano alcune paia di occhiali e chiama per avvisare il negozio di via Matteotti. Lì un rapido controllo anche delle immagini delle telecamere interne accertano il giorno precedente la presenza della stessa ragazza a girarsi con fare sospetto fra gli scaffali. Sono quelle immagini fornite dal titolare dei due negozi e l'attività lampo degli investigatori a dare volto e nome alla giovane, a cui è stato addebitato anche il furto di alcuni capi di abbigliamento sottratti con destrezza dal negozio Tezenis in Piazza dei Martiri.